su cui puntare e investire, il PD da Verona esorta la Regione a definire presto strategie di impiego dei fondi europei. Gianni Mazza. 3 miliardi di euro destinati al Veneto dall'Europa per le imprese, gli enti locali e le associazioni. Adesso il Consiglio regionale dovrà decidere nelle prossime sedute la strategia più opportuna da proporre all'Unione Europea. Si tratta di un'occasione importante. Per i prossimi 7 anni la Regione avrà a disposizione delle risorse consistenti. Per i consiglieri regionali del PD un'occasione da non sprecare. Sono fondi europei che daranno molte possibilità al nostro Veneto. Noi come Partito Democratico faremo le nostre proposte, saranno proposte migliorative nei confronti di chi voleva andare fuori dall'euro e oggi cercherà di utilizzare bene questi 3 miliardi. Quindi noi siamo lì per dare più lavoro ai giovani, per dare più fondi all'innovazione e alla ricerca per le imprese, per l'agroalimentare che a Verona è particolarmente importante, e quindi noi pensiamo che ci possa essere una ripartenza del Veneto. Noi pensiamo che il Consiglio debba essere protagonista e così le parti sociali che devono costituire una cabina di monitoraggio. 7 anni sono lunghi, quindi avremo bisogno di assestare il percorso di volta in volta e crediamo che un asse importante sia anche il coinvolgimento degli enti locali per non lasciare da sola la Giunta, come vorrebbe, a gestire una partita importante che vale 3 bilanci del Veneto. Adesso andiamo a Jesolo per la prima spiaggia d'Italia dedicata